Siamo con mister Di Pasquale al termine della sconfitta della Pisana con il Cotton Club, un match a due volti. Nel primo tempo avete raccolto meno di quanto avete seminato, avete chiuso in parità quando forse avevate avuto una mole di gioco superiore rispetto al Cotton Club. Nella ripresa, anche stanchi, è uscito fuori invece è uscita fuori la squadra di mister Floriano Pinna. Ci sono stati quei due gol che poi alla fine hanno segnato l'esito finale. Allora, comincio a fare i complimenti alla mia squadra perché faccio sempre i complimenti agli avversari, ma questa volta vanno ai ragazzi perché sono scesi in campi determinati. Infatti la prima fase di gioco, come dicevi tu, l'abbiamo fatta noi, non dico che a Sensonico, ma quasi. Comunque abbiamo visto che ci siamo come gioco, come testa, e abbiamo messo sotto una squadra pluridecorata e poi succede che quando hai 3, 4, 5 giocatori fuori per infortunio e le riserve non sono tale ai titolari, comunque si vede la differenza. Non siamo usciti bene nel secondo tempo, sono usciti fuori loro e niente, è andata come è andata, ma sono molto soddisfatto della prestazione dei miei, molto soddisfatto. Poi forse recriminare il fatto che su 3 gol 2 sono arrivati su palla da fermo, diciamo, forse quello lascia un po' l'amaro in bocca perché vuol dire che comunque difensivamente avevate retto contro la squadra campione. Ah sì, infatti mi hai tolto le parole di bocca, sono stati 2 gol loro da calcio da fermo, quindi come si dice nel calcio si dice se non avessero fatto quei 2 gol sarebbe finita 1-1, no? Invece comunque hanno calciato benissimo i due calci piazzati, uno un calcio di tiro e una punizione, hanno fatto gol. Comunque non sono venuti da azioni, questo per noi è importante, vuol dire che abbiamo espresso anche un buon gioco a livello difensivo. E ripeto, io sono soddisfatto al di là del risultato. Ho visto una Pisana con carattere come sempre, con delle mancanze che ci possono stare durante il campionato, ma il segreto di questo sport è proprio quello, avere dei giocatori sempre a disposizione, tutti quanti. L'ultima, calendario impegnativo per voi, in Coppa Italia subito il Checco dello Scapicollo, seconda giornata del Cotton Club, la prossima contro la seconda classificata nella scorsa stagione, Golbet Calciotto, una squadra rinnovata quest'estate, puntellata in alcuni ruoli chiave, è sicuramente una delle corazzate. Un altro test per voi. Grande amico Cencetti, sì, abbiamo un calendario, diciamo un tour de force, però come ho detto nell'intervista precedente all'inizio mi ero un po' intimorito per questa cosa perché vedevo tutte squadre forti, per la Pisana non è promossa, ma devo dire che vedendo poi la prima partita dal Checco mi sono reso conto che la Pisana se la può giocare con tutti, quindi noi, ripeto, guardando in faccia i miei giocatori, no, io penso di non aver paura di nessuno. Ok, grazie mister Di Pasquale.